Sono passati 15 anni, 20 anni a Manutenta. Abbiamo ancora dentro il respiro di quel primo applauso, la stessa energia di quella sera di 15 anni fa. E adesso andiamo a cominciare. Più forte e più bello l'applauso, amici di Usini. Prima di iniziare vogliamo raccontarvi le origini, la storia di questo gruppo di ragazzi che ha, piano piano, tassello dopo tassello, realizzato il proprio sogno. Tutto inizia nel lontano 1996, quando un gruppo di giovanissimi si ritrova in paese con uno stesso comune desiderio, quello di ballare. Tutti diversi fra loro, ma uniti dalla stessa passione per il folk, uniti dallo stesso desiderio di tendere una mano ai ragazzi degli altri paesi di Sardegna e unire sotto una stessa bandiera, in un unico ballo, tutte le sfaccettature della tradizione. Non è però impresa facile, non si sa da dove cominciare. I ragazzi sono giovani, senza soldi e soprattutto senza esperienza. Durante questi anni di prove, tentativi, difficoltà, nasce il gruppo che poi si manterrà compatto, almeno nel corpo centrale fino ad oggi. E da questo momento è un successo dopo l'altro. Il festival migliora, si comincia a fare lo spettacolo non solo sul palco ma anche sulle vie del paese. I gruppi internazionali che arrivano sono sempre più numerosi, più bravi, più accreditati e la Sardegna comincia così a sapere cos'è il festival a Manutenta. A quel punto cominciano a crederci anche parenti e genitori, ovviamente fino ad allora preoccupati per il percorso difficile e ambizioso che stavano intraprendendo i figli. E comincia così a crearsi una squadra fantastica che abbraccia 3 generazioni e che diventa un orgoglio per tutti. E il bello deve ancora arrivare, ma questo lo vedrete coi vostri stessi occhi fra un attimo. Più forte e più bello l'applauso, Usini! Bentrovati a tutti, grazie! Avete visto queste immagini, avete ascoltato questo commento narrativo che ci ha portato dentro una storia, devo dire vivace anche per il tono che il nostro Stefano Di Franco ha voluto dare. C'è un passaggio, un accento, quel sorridere sempre. E noi vogliamo fare davvero un applauso a tutti voi, stasera siete tantissimi. E vi auguriamo davvero una buona e felice serata. Questo è l'applauso che non ho ancora sentito però, che porta bene. E comincia così in modo magico ed emozionante questo 15° compleanno del Festival del Folklore a Manutenta, con una piazza stracolma di avventori venuti ad assistere a questa che si preannuncia una serata grandiosa. 2 giornate sul palco, ma soprattutto giornate intere in cui Usini ha visto il paese trasformarsi in un luogo colorato, allegro ed affascinante. Gli 8 gruppi internazionali che prenderanno parte allo spettacolo sono infatti stati ospitati dal gruppo Folk San Giorgio nelle scuole elementari del paese per 10 giorni. 10 giorni in cui si sono fatti incontri, visite guidate nelle nostre spiagge e nell'entroterra, degustazioni di prodotti isolani e soprattutto serate di intrattenimento nelle piazze e nei locali del paese, dando un pizzico di vita in più alle altrimenti noiose serate estive del piccolo borgo. 15° evento 2013 a Manutenta insieme alla Moldavia, Canada, Slovacchia. Attenzione, follia, dice. Gruppi che hanno quindi interagito per giorni tra loro ed insieme agli usinesi che hanno potuto imparare ed apprezzare usanze, abitudini e modi di fare così diversi dal nostro. Un bel modo per conoscere altre realtà e fare integrazione fra i popoli.
A questo punto è arrivato il gran giorno. Suona la campanella e i gruppi si incontrano nell'androne delle scuole per offrirsi al paese, questa volta in costume, sfoggiando orgogliosamente i loro abiti colorati e i loro canti allegri e coinvolgenti. Un primo assaggio dunque giusto, il percorso che dalle scuole al Loggio porta alla piazza, luogo dell'esibizione serale, per preannunciare l'evento notturno, ma soprattutto la grande parata che si svolgerà in tutta la sua bellezza l'indomani. E Usini sembra abbia sentito quella campanella, perché l'arrivo in piazza è stupefacente. Una folla di pubblico entusiasta accoglie l'allegro corteo e carica di energia positiva i ragazzi che sul palco si esprimono così in tutta la loro bravura. Alle spalle di questo grande palco conosciamo il presidente Gavino Piras, che ha messo su davvero quest'anno una cosa incredibile. Abbiamo messo su, Certo, perché il gruppo certo. folk è quello che organizza, io coordino e basta. Beh, diciamo che siamo arrivati a una grande edizione, l'aspettavo da tempo e sono contento che appunto tutta questa gente riesca ancora una volta a soddisfarci e speriamo di soddisfarli anche noi. 15 anni ci sono voluti di esperienza, di sacrifici, ma se questo è il risultato lo rifaresti? Beh, certo, penso proprio di sì. No, non è che forse lo rifarò fino a quando non potrò più farlo, spero. Dopo questo momento di emozione entriamo subito nel Kenya. Allora, Sound of Africa, applauso per il Kenya. Io volevo chiedere però un parere alla gente che sta aspettando di godere di questo spettacolo e tu dici proprio a me dovevi beccare. Infatti. Cosa ne pensate delle serate internazionali? Belle, a me piacciono tanto. La festa è molto bella veramente. Ci vorrebbero un po' in tutte le città perché attraggono parecchi turisti e mi piacciono. Bella, una cosa bella. Sono abbastanza interessanti. Anche perché si scoprono cose del mondo che non potremo mai vedere, non è che abbiamo i soldi per andare in Messico, in Thailandia, in Slovacchia. Vero, no, è una cosa bella. Vedi il signore che è andato in Thailandia? Col pensiero. Ah, col pensiero! È vero, però è vero perché guardando questi balli, questi canti, si va lì col pensiero e questo è positivo. Sì, è vero, bellissimo, c'è molto impegno, molto lavoro, una bellissima festa anche perché anche è venuta molta gente, quindi il lavoro che hanno fatto viene ripagato. Io penso che tutti questi paesi non li vedremo, non li avremo mai visti se non avevano organizzato di fare una festa del genere. Bella, ogni anno è sempre più bella. Non abbiamo parole, oggi poi siamo stupiti, non c'è posto più di nulla. E il mondo è venuto a incontrare noi. Con l'applauso di tutta la piazza, loro sono gli organizzatori. Amplifichiamo l'organetto così sentiamo anche proprio il giro armonico che può accompagnare l'ingresso di Usini. E mentre si svolge la festa, come vedete anche la sagra degli Andarinos di Usini, che non possiamo non raccontare perché è una cosa caratteristica proprio di Usini. Per chi non la conoscesse, venite dentro che, vedi, questi sono dei vantaggi della televisione, che possiamo entrare dentro, nessuno ci dice niente e possiamo far visita a queste belle signore che gratuitamente danno da mangiare a tutta la piazza queste delizie. Però io volevo parlare proprio con una delle signore. Buonasera signora, la disturbo proprio mentre lavora. Certo. Per chiederle che cosa sono questi andarinos che profumano. Questa è una pasta che facciamo noi
Ogni estate facciamo la sagra della pasta che fanno solo ed esclusivamente ad Usine. È fatta con la farina, acqua e sale e poi lavorata con le mani, la pasta elastica, è lavorata a mo' di elica col vetro rigato, col pollice. Va bene, grazie signora, buona festa. Vedete quante cose si scoprono e questo è un vantaggio che ci sia la sagra in questo momento, perché tutte queste persone che vengono da mezzo mondo stanno potendo assaporare le delizie di Sardegna, ma in particolare le delizie di Usini, che non guasta visto che sono ospiti qui ad Usini. Allora io direi di guardarci un pezzo di serata perché è veramente da non perdere, ma nel mentre che voi guardate io mangio. Una scelta vincente quella di abbinare l'evento internazionale alla rinomata Sagra degli Andarinos, organizzata invece dalla Proloco di Usini. Una bella collaborazione fra forze diverse che però agiscono per uno scopo comune, ovvero quello di fare qualcosa per il paese e smuovere un po' l'economia dello stesso, facendo al contempo promozione dei nostri prodotti d'eccellenza e dando un bel servizio a turisti e avventori. E nel mentre che il pubblico apprezza gli Andarinos, proprio Usini viene rappresentata sul palco col suo ballo ed i suoi costumi, dando dimostrazione di grande forza ed energia. E la serata è andata avanti così, un'esibizione dietro l'altra e applausi sempre più forti. 8 paesi uno dopo l'altro, culture così diverse una dietro l'altra che emozionano, incantano, raccontano. Raccontano della bellezza, delle diversità e delle specificità di ognuno, raccontano di un mondo colorato e vario che invece la globalizzazione sta facendo sparire, uniformandosi alle stesse abitudini, gli stessi modi di fare e di vestire. Ecco perché sono importantissime queste manifestazioni, perché ci ricordano che bisogna sostenere ed incoraggiare tutti coloro che si occupano invece di coltivare le tradizioni, di conservarle e di tenere in vita queste specificità così preziose e che, una volta perse, è difficilissimo poi recuperare. La serata è finita così in bellezza fra applausi e bis e ci si dà l'appuntamento all'indomani, quando tutti questi paesi si ritroveranno insieme per la sacra messa dei popoli e la parata fra le vie del paese. Un saluto a tutti voi e pensando che davvero il nostro incontro di popoli, seguendo il titolo che il gruppo San Giorgio ha voluto dare a questa manifestazione a mano lenta, cioè stringendoci le mani, proprio per indicare quell'esperienza di amicizia, di fraternità e di comunione. Un appuntamento, quello con il parroco del paese, irrinunciabile per il gruppo Folk San Giorgio, che ci tiene a che l'incontro con gli altri popoli sia anche un incontro di raccoglimento e scambio interiore. Una soddisfazione anche per il parroco poter parlare a così tanti giovani tutti insieme, che purtroppo sempre meno frequentano questo luogo, anche perché lo ritengono un luogo monotono e un po' triste. Oggi invece questa chiesa prende colore e la si sente vivere con canti di voci giovani che si scambiano doni a vicenda. Davvero un bel momento questo, in cui ragazzi provenienti dall'estero hanno capito che il gruppo Folk San Giorgio non li ha invitati solo per ballare, ma anche per stare insieme intimamente e stringere con loro una vera amicizia, suggellata dalla benedizione del parroco e dai doni che si offrono loro e che saranno il ricordo di questo viaggio in Sardegna, insieme alle foto immancabili che chiudono la funzione religiosa.
questo punto, una volta finita la messa dei popoli, che è stata decisamente emozionante, bella, tante culture riunite, guardate un po', sono usciti tutti dalla chiesa e da qui si possono percepire veramente i numeri, la grandezza di questa manifestazione. Guardate, questa piazza è piena di gente, piena di nazionalità diverse, tutte realtà diverse una dall'altra che si sposano insieme, è veramente una cosa emozionante. Vieni, girati con me, perché vi voglio far vivere l'evento dal vivo. In questo momento siamo all'interno del gruppo sardo di Sinaai, quindi all'interno della Sardegna. Noi ci giriamo e vediamo da questa parte il Messico, da questa parte la Serbia, guardala, guardala, che stanno aspettando, tutti precisi, ordinati, e ancora dietro di noi la Thailandia, guardate qua, il Canada, sono tutte donne quelle del Canada e tutte le altre nazionalità, è veramente un evento colossale. Ben organizzato, tutto funziona alla perfezione e chi si sta perdendo in questo momento questo evento si perde qualcosa di grande. Qua siamo in mezzo alla Thailandia, io sto imparando il loro ballo che così. Yo-yo! Parlatemi nella vostra lingua che mi piace, dimmi qualcosa nella tua lingua, habla spagnolo con me. Come I don't know? Parlami in thailandese. Sono bellissimi, mi piace un sacco. Mi piace un sacco, guardate che belle che sono, vieni perché io voglio portarvi in queste realtà nuove, perché se voi state sempre attenti alla televisione, alle cose che vi fanno vedere tutti uguali, vi perdete tanto, invece qua respiriamo altre realtà, altre situazioni, impariamo qualcosa di nuovo, impariamo che ci sono cose diverse fuori da noi e dobbiamo accettarle tutte, conoscerle tutte, perché è meraviglioso, questo è il mondo, vedi il cameraman comincia a farsi prendere. Ho già imparato. Me lo fai un saluto in thailandese? Un saluto. Boss Thailand. Cioè? In Thailand, Manora. Italian? Manora. Manona. Yeah, Manora. Beautiful Manora. Beautiful Manora. Guarda, ho anche già imparato il loro ballo. Ah, è facile. È più difficile il ballo sardo. Cos'è la vola? Questo mi stanno mettendo in mezzo. Oh, in mezzo mi hanno messo. Ah, in mezzo mi hanno messo. Com'è? Vi piace la manifestazione? Bellissima, bellissima. Più bella di così dici non si può fare. Bella, bellissima. Sono belle le straniere, ma pure le sarde. Oh, però ha ragione, sono belle le straniere, dobbiamo darne atto, ma le italiane, le sarde, ragazzi. Comunque una bella manifestazione, altro che mare, ogni tanto si può rinunciare al mare per vedere delle cose. Sono venuti dal mare qui proprio per vedere questa Vedi, loro sono venuti dal mare apposta. Allora, vieni che seguo il Canada. Seguo il Canada perché questo è facile, basta fare così. Questo è facilissimo, altro che ballo sardo. Adesso cominciano a muoversi coi piedi, sono cavoli miei, Quando volete, io sono pronto. Oh, diranno, ma questo che scarpe ha? Vabbè, noi che dobbiamo ballare, ma lui! I'm a country boy, I got a four-wheel drive.
Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go. Yeah, I'm a country boy. Oh, I'm just a country boy. A nice little country boy. E a questo punto io voglio descrivervi la maschera sarda, una delle maschere sarde più famose e caratteristiche. Aspetta che cerco il presidente perché questa è interessante davvero. Come si chiama la vostra maschera? Questa è, vabbè, no, è sta casa simulata, no? La caccia simulata, no? Abbiamo i scannagius, abbiamo i cani, i battitori, i cacciatori, poi i cervi e i cinghiali. Adesso stiamo iniziando a fare la battuta, hai visto? Vieni che guardiamo la battuta. Aspetta che sto inseguendo questo cervo che spaventa tutti ma alla fine è buono, ha la faccia simpatica, gli occhi verdi. Ciao. Oh, ma non avete caldo così? Abbastanza, grazie. Purtroppo è il problema della parte. Oh, la signora si è spaventata sul serio prima. Più di una signora. Questa signora è più dei bambini, si spaventa. Va bene, grazie. Grazie a voi, ciao. Divertite? Sì, sì. Avevate mai vista questa cosa dei cervi? No, belle, proprio belle. È nuovo. Stranieri, vero? Russi? No, io russo, sì. Tu russo, sì. La notte. Le è piaciuto, signora? Sì, è bello, La conosceva questa cosa dei cervi? No, non l'avevo mai vista, l'avevo vista una volta a Sassari, poi arrivo di Torino ancora. Lei di dov'è? Slovacca? No, di Torino. Allora a questo punto proseguiamo la manifestazione verso la piazza. Ed eccolo qua il gruppo applauditissimo della Slovacchia. Che cosa rappresenta il vostro vestito? I wear a traditional costume from east part of Slovakia. The part is called Zemplín, and I have the trousers, the skirt, and especially the hood. The hood is very important because lots of young men are wearing the hood and also this. Ah, okay. Yeah, and we have also to imitate the horse sound when the horses are walking. So that's all. Ce l'ho regalato un ballo? Yes, I enjoy it being here. So ok, vediamoci il ballo della Slovacchia allora. Siamo arrivati proprio al centro del paese, dietro di me il Messico. Vieni Emanuele, girati, questo è un punto da non perdere. Ci sono 8 diversi canti, anzi 10 più i 2 sardi che si sommano in questa piazza centrale di Usini. È veramente un delirio per noi che facciamo le riprese. Guarda, vieni, guarda loro che si abbeverano dalla fontana, ovviamente guidati dal pastore, perché loro, vedi, fanno tutte le gag, la gente è divertitissima da loro che sono dei matti, sono di Orotelli. Adesso vi faccio conoscere anche loro, però è questo il colpo d'occhio che vi volevo far vedere. Usini davvero piena di cultura, di folklore, di grande tradizione oggi. Vieni che vi faccio conoscere la maschera di Orotelli.
La vostra maschera come si chiama? Turpos, gruppo Turpos Itaio. E cosa rappresenta? In poche parole rappresentano i buoi con il contadino. Ah, quindi voi rappresentate i buoi con questi vestiti, ho capito. E quello che ci ha preso è il contadino. Questa in particolare è la maschera che si chiama Eritaiu? Sì, esatto. Eritaius? Eritaiu. Eritaiu, che vuol dire? Praticamente porta il nome da Soseritos, è una maschera che si appostava, diciamo, nei vicoli del paese di Rotelli in periodo di carnevale. Come le ragazze uscivano fuori dalle case, venivano abbracciate da questa maschera, come può vedere con questi ricci qua, punta al petto, ed era come un rito propiziatorio che portava fortuna, felicità e prosperità. E insieme al Canada, al battito delle mani di tutti i componenti, di tutti i gruppi che sono qui aperti e schierati ad accogliere tutti gli altri che arrivano, facciamo questo ingresso trionfale in Piazza Europa, l'arrivo di questa grande parata al battito delle mani di tutti i gruppi, uniti tutti insieme per questa grande festa ad Usini. Guardate, hanno imparato anche il nostro saluto, arriviamo fino in Thailandia, sentite un po'? Aio! Allora venite, per chi è a casa io volevo farvi fare un giro in questo corridoio di nazionalità diverse, guardate, sono tutte facce, certo allegre, sorridenti, ma tutte facce diverse, e qua si nota tutta la meraviglia e la bellezza di questo evento, perché possiamo vedere in una sola manifestazione, in una sola piazza, questi bei visi, questi bei sorrisi così diversi da noi, ma uniti sotto uno stesso ballo, il ballo tondo, che adesso tutta questa piazza, cioè quasi 500 persone insieme, balleranno tutti insieme. Guardate qua, finiamo il nostro giro perché poi si scambiano le foto a vicenda, perché ognuna delle nazioni ci tiene a portare dietro i ricordi di questa grande serata, e io vi saluto così prima dello spettacolo finale che li vedrà tutti i protagonisti. Qui se continuano così questo festival diventa uno dei più grandi della Sardegna. Poche altre volte si potrà godere di una serata così piena ed emozionante, una piazza intera che salta e balla al ritmo di un solo ballo, un ballo sardo che riunisce i sorrisi e gli entusiasmi di mezzo mondo. A questo punto, mentre il sole sparisce veloce dietro i vigneti usinesi, ecco che inizia il secondo giorno di spettacolo sul palco, che vedrà esibirsi tutti gli 8 gruppi internazionali ospitati da Usini. Un festival che è arrivato dopo 15 anni a dei numeri spaventosi, più di 450.000 euro spesi autofinanziandosi con le oltre 1000 serate fatte nell'isola dal gruppo folk. In 15 anni più di 150.000 euro lasciati sul territorio fra generi alimentari, souvenir, vino, pizzate eccetera eccetera. Più di 90 i gruppi internazionali ospitati finora e tantissimi i paesi esteri visitati dal gruppo di ragazzi. Davvero un grande percorso, fino a che si arriva ad oggi, 2013, in cui fra gli altri Usini ospita il grande, lontano Canada. Vedete, stanno entrando i protagonisti di questo ballo
che non è soltanto un ballo, qua stiamo parlando di una storia antichissima e qua ci sarà una rappresentazione religiosa, certo fatta sotto forma di danza, ma è una rappresentazione che ha un significato particolare. Vedete, queste sono le sacerdotesse con tutti gli oli, con tutti i profumi particolari. Da questa parte ci sono i guerrieri che hanno una missione ben precisa e qua la Dea Madre. La storia è questa, che praticamente la Dea Madre, che loro dicono impregnata, cioè è incinta del dio Sole, e allora c'è la Dea Luna che invece è gelosa e vuole matar, cioè vuole uccidere la Dea Madre in modo che ci sia solo lei protagonista nei cieli. E invece arrivano i guerrieri che sconfiggono le forze del male e il sole così può tornare a splendere. È una storia pazzesca. Un applauso per il Messico. Davvero un grande spettacolo. Chi è stato ad Usini ha potuto insieme a noi fare un viaggio, un giro nel mondo in appena 2 giorni. Uno spettacolo che in 2 ore ha saputo rappresentare il mondo del folklore orientale e occidentale in tutte le sue affascinanti diversità. Si è passati dalla Serbia, Russia, Moldavia e Slovacchia, che rappresentavano l'Europa centro-orientale, all'Oriente più estremo, rappresentato dalla Thailandia, che coi suoi sorrisi gentili e le sue movenze leggiadre ha incantato tutti. E il viaggio è continuato con la lontana America, rappresentata dal Canada, il secondo paese più grande al mondo, per passare poi al Messico, che ci ha riportato più a sud e ha fatto rivivere le lontane leggende azteche. E poi ancora più a sud, con la selvaggia Africa nera, coi ritmi forti ed energici delle sue percussioni. E il viaggio si è poi ovviamente concluso tornando in Sardegna, espressa in modo energico dalle Launeddas di Roberto Tangianu, che hanno chiuso col suono più caratteristico dell'isola e che più ci rappresenta. E a questo punto il grande finale.